Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo insieme le notizie principali di oggi. Mascalucia, una rissa per contrasti familiari all'origine dell'omicidio di un uomo accoltellato dal suocero alla festa di compleanno della figlia. L'assassino è accusato di omicidio aggravato. Palermo reagisce alla movida violenta in centro, controlli, interforze a tappeto e multe a 3 pub. Il sindaco La Galla al TG Sicilia, vogliamo il rispetto delle regole. Dilaga il pharmacrime, la vendita di medicine sotto banco e senza prescrizione. Gruppi organizzati alimentano anche in Sicilia un mercato nero milionario. L'allarme dei medici è un reato che mette a repentaglio la salute. Pioggia e vento, il maltempo investe la Sicilia, sospiro di sollievo degli agricoltori, con l'acqua la terra cambia colore. Diventa cavaliere Paola Tricomi, ricercatrice disabile a Siena, originaria di San Gregorio nel Catanese. Mi sento onorata e stupita, dice al TG Sicilia, il riconoscimento il 20 marzo al Quirinale. Siria al Musco di Catania da martedì a giovedì con Perché non canti più, omaggio a Gabriella Ferri, scomparsa 20 anni fa, una delle artiste più intense e camaleontiche della musica italiana. E poi il calcio, il Catania perde ancora a Taranto, ieri la 12ª sconfitta stagionale per i rossazzurri. Nel pomeriggio pari casalingo in rimonta 2-2 del Messina contro il Picerno. Lo avete sentito, ucciso al compleanno della figlia. 43enne muore a Mascalucia accoltellato dal suocero durante una rissa per contrasti familiari. Il sindaco Magra, ci conosciamo tutti, comunità sotto shock. Tonino De Mana. Quel 18° compleanno lo aspettava da tempo. Di certo non si aspettava che la festa, la sua festa, si trasformasse in tragedia, con il padre ucciso da una coltellata all'addome ed il nonno, 60enne, in stato di fermo per omicidio. È successo tutto in una villetta di via Pablo Picasso a Mascalucia, dove Vincenzo Rizzotto, 43 anni, figlio dell'ex comandante della polizia municipale di Mascalucia, si era presentato per partecipare al compleanno della figlia. Durante la serata sarebbero però emersi vecchi rancori familiari, ruggini e contrasti mai messi da parte neanche in un giorno di festa. Il 60enne avrebbe visto litigare il genero con la figlia nel cortile dell'edificio, circostanza che lo avrebbe indotto ad armarsi di un coltello da sub con lama di 27 centimetri e ad intervenire nella discussione degenerata nell'omicidio. Il 42enne dopo alcuni passi si è infatti accasciato per terra. Nicolosi è stato fermato all'interno del bagno apparentemente in stato confusionale. Il coltello è stato recuperato nel lavabo della cucina. Rizzotto, che ha perso molto sangue, è morto durante il trasferimento al Policlinico di Catania. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Mascalucia e Gravina di Catania. Sotto shock la comunità di Mascalucia, portavoce della tragedia il sindaco Vincenzo Magra. In una comunità come la nostra, bene o male, ci si conosce tutti e mi dispiace veramente apprendere che si sia arrivati a questo punto, insomma, addirittura con un omicidio, con un fatto così grave, inquietante, che ci tocca tutti come comunità, me in primis come primo cittadino che oggi qui la rappresento, e questi sono fatti che mi auguro non abbiano mai più ad accadere né qui né altrove, perché lasciano essere fatti e verranno sconcertati. Nella villetta di via Picasso, sotto una pioggia battente, incessanti anche le visite di familiari e conoscenti. Per loro poca voglia di parlare e tanto dolore. Agrigento, forse il pagamento di un'auto con assegni scoperti all'origine dell'omicidio del 38enne di Palma di Montechiaro in una concessionaria d'auto al villaggio Mosè. Davide Sarto. I 4 di Palma di Montechiaro, giunti il pomeriggio di venerdì scorso ad Agrigento, al villaggio Mosè, alla concessionaria d'automobili di Lillo Zambuto, avrebbero dovuto discutere della vendita di un'automobile che gli sarebbe stata pagata con assegni scoperti firmati dallo stesso Zambuto. Il confronto è degenerato in colluttazione. È un colpo di pistola ha ferito gravemente all'addome Roberto Di Falco, 38 anni, di Palma di Montechiaro, morto poi in ospedale. I 3 palmesi sono stati trasferiti in carcere al Pasquale di Lorenzo in attesa dell'udienza di convalida del fermo imposto dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna per il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.
Si tratta del fratello della vittima, Angelo Di Falco, e di altre 2 persone, Calogero Zarbo, 41 anni, e Domenico Avanzato, 40 anni. Ecco come si sono concluse le prime indagini della squadra mobile coordinate dal procuratore Giovanni Di Leo. Sono ancora in corso interrogatori tra testimoni e altri commercianti di automobili gravitanti tra Agrigento e Palma di Montechiaro. Alcuni riscontri sarebbero contenuti nelle registrazioni video delle telecamere di sorveglianza nella zona. La scientifica, non appena giunta nel piazzale della concessionaria, ha repertato e sequestrato il bossolo dell'unico colpo di pistola esploso. L'arma è ancora un fantasma. 5 giovani, tutti tra i 16 ed i 19 anni, sono rimasti feriti in un grave incidente che si è verificato intorno alle 5 di questa mattina sull'autostrada Messina-Catania, all'altezza di Letojanni, dove c'è il doppio senso di marcia sulla carreggiata. La loro vettura è finita fuori strada e si è schiantata contro le barriere. Quindi si è ribaltata finendo all'interno dell'aiuola spartitraffico. I giovani, tutti di Messina, sono riusciti ad uscire fuori dall'auto e chiedere aiuto. 2 trasportati nell'ospedale Piemonte e 3 al Policlinico di Messina, dove le condizioni del più giovane sono apparse subito molto gravi. Si trova attualmente in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Sull'incidente sono in corso accertamenti della Polstrada. E cambiamo argomento, parliamo di Palermo. Lavoreremo assieme al ministro Piantedosi per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Il sindaco Lagalla interviene ai nostri microfoni sugli ultimi episodi di violenza in città e promette battaglia. Marco Gullà. Multe, controlli, persone identificate. Le forze dell'ordine continuano a monitorare con attenzione la movida di Palermo. Anche in questo weekend i riflettori di polizia e carabinieri sono stati puntati sulle vie della movida palermitana. Il livello di guardia resta altissimo, in particolare dopo gli ultimi episodi di violenza come le sassate ai vigili urbani che stavano effettuando un servizio di street control in via Trinacria. La condanna ferma del sindaco Lagalla. Una sassata ad una macchina di una pattuglia in servizio è un gesto non solo di totale ed incivile scorrettezza, ma è anche un segno di rabbia che non è accettabile. Preoccupano anche gli ultimi episodi di violenza come le aggressioni ai rider. Lagalla conta sull'appoggio del governo nazionale. Con il ministro Piantedosi abbiamo individuato la possibilità di realizzare un patto per la sicurezza a Palermo che approfondiremo al Ministero dell'Interno, al Viminale, nelle prossime settimane per rafforzare le operazioni ad alto impatto e il controllo di tutti quei quartieri di Palermo dove si è percepita nel tempo una crescente situazione di insicurezza. Rispetto delle regole e saper stare in comunità, il messaggio del sindaco. Accanto ai cittadini onesti, vogliamo essere accanto alle attività produttive, ma vogliamo che tutto possa svolgersi in armonia e perché questo avvenga è importante che si rispettino le regole. Con la carrozzina è finita in una buca, è caduta e si è procurata un trauma facciale con la frattura del naso e diverse ferite al volto. Una disabile di 27 anni uscita per una passeggiata in via Serra di Falco a Palermo è finita in ospedale. La donna presenterà causa civile contro il comune. Il fenomeno del pharmacrime dilaga in tutto il mondo. Gruppi organizzati per il traffico illegale di farmaci e produttori clandestini alimentano un mercato nero milionario che tocca anche la Sicilia. Ma i medici raccomandano, è un reato e mette a repentaglio la salute. Manuela Corsi. Allora, proviamo a scrivere il nome di un antibiotico senza ricetta. Ecco, qui per esempio dice ordina online senza ricetta. Proviamo a cliccare e si apre questa pagina e vediamo che l'Augmentin costa 1,57 € a pillola. Vediamo anche i farmaci per la disfunzione erettile
E qui c'è la famosa pillola blu che costa 2,24 euro a pillola. Un giro d'affari milionario che colpisce anche la Sicilia. È il pharmacrime, cioè la contraffazione, il furto e il traffico illecito di farmaci, soprattutto sul web. Un mondo sommerso al quale il quotidiano La Sicilia oggi ha dedicato un'inchiesta. Tra i farmaci più acquistati sotto banco ci sono gli antibiotici e gli antinfiammatori, ma anche gli anabolizzanti che aumentano le prestazioni sportive e le famose pillole blu che aumentano le prestazioni sessuali. Tutte categorie per le quali è necessaria la prescrizione medica. Sono in genere farmaci, come li chiamiamo noi, del lifestyle, cioè dello stile di vita, che vengono utilizzati acquistandoli presso siti web illegali proprio per motivi non legati ad una patologia specifica. Ma sul mercato nero finiscono soprattutto farmaci molto costosi che vengono rubati. Recentemente dall'ospedale Garibaldi sono state sottratte medicine destinate alle terapie oncologiche per un valore di 400.000 euro. I furti avvengono soprattutto per farmaci ad alto costo. Allora è stato ipotizzato che questi farmaci trovino poi un mercato nell'est dell'Europa oppure nei paesi arabi. Ma quali sono i rischi? Chi compra farmaci presso siti web illegali compie un reato sostanzialmente, oltre che mettere a repentaglio la propria salute, perché questi farmaci non sono controllati. Il maltempo imperversa in Sicilia con pioggia e vento, sospiro di sollievo per gli agricoltori. Dopo la siccità, con l'acqua la terra cambia colore. Francesco Aloi. Da Palermo a Messina, da Catania a Siracusa passando per Agrigento. È stata una nottata di pieno inverno, ma pioggia e vento continuano. Rinviati alcuni eventi e qualche partita di calcio. Il livello di preallarme preoccupa, anche se la settimana dovrebbe iniziare meglio. Le precipitazioni interessano soprattutto la parte più orientale dell'isola. Questa situazione permarrà per la giornata di oggi, ma da domani è atteso un miglioramento. Attenzione però, perché il maltempo tornerà. A metà settimana previsto un altro peggioramento. Con pioggia di nuovo abbondanti per l'ingresso di una nuova depressione che attualmente è ad ovest delle isole britanniche e farà il suo ingresso sul Mediterraneo, prima interessando le regioni centro-settentrionali, poi anche la Sicilia. Il maltempo è arrivato, oro colato per gli agricoltori. È arrivata la tanto aspettata pioggia e il territorio si vede che inizia a cambiare colore. Aveva dal mese di giugno che non pioveva e i raccolti infatti sono stati molto poveri quest'anno. Le temperature quindi sono scese e l'attesa pioggia è arrivata. Una gioia per gli amanti dell'inverno, ma per chi impazzisce per la neve c'è una bella notizia. L'Etna è di nuovo imbiancato. Il ministro Musumeci a Catania ribadisce l'impegno del governo per il ponte sullo Stretto a partire dal valore economico che potrà avere innanzitutto per la Sicilia oltre che per l'Africa. L'intervista di Luca Ciliberti. È una infrastruttura importantissima, soprattutto nel momento in cui cambia il Mediterraneo e cresce la competizione della rete portuale che si affaccia su questo mare, sia nel Medio Oriente, sia nei paesi africani, sia nei paesi europei. Il ponte a noi serve per velocizzare il movimento delle persone e delle merci. Solo così la Sicilia può diventare, assieme alla Calabria e alle altre regioni del sud, può diventare il naturale pontile del continente europeo verso l'Africa. Sono 30 gli eroi del quotidiano premiati dal Presidente della Repubblica Mattarella, per tutti l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Tra questi anche la catanese Paola Tricomi, ricercatrice dell'Università per Stranieri di Siena. Francesco Triolo. Ricevere l'onorificenza da parte del Presidente Mattarella mi stupisce e mi ovviamente onora. Sebbene io durante tutto il mio percorso non abbia mai ritenuto di aver fatto qualcosa di straordinario. La voce e le parole della dottoressa Paola Tricomi lasciano trasparire la semplicità e l'umiltà di una dei 30 eroi del quotidiano premiati dal Presidente della Repubblica Mattarella, originaria di San Gregorio. Per lei l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica per, si legge nella motivazione, la sua determinazione nel voler abbattere gli impedimenti e gli ostacoli in modo che sia garantito il diritto allo studio delle persone disabili.
laureata in filologia classica a Catania, dottorato alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Adesso la Tricomi è ricercatrice all'Università per Stranieri di Siena. Ecco, in tutti questi passaggi ero consapevole della complessità che la condizione di disabilità avrebbe comportato. E fin da subito mi è stato chiaro che avrei voluto che il mio percorso non fosse soltanto un percorso personale, ma divenisse un'opportunità per aprire maggiormente gli orizzonti delle possibilità di tutte le persone con disabilità. Perché se c'è una cosa che ho imparato dalla vita è che quando ci accade qualcosa difficile, anche di brutto, noi abbiamo due possibilità per affrontarlo. O ne traiamo il peggio, o ne traiamo il meglio, cogliamo l'occasione per migliorarci. La conoscenza, lo studio, la ricerca e la divulgazione scientifica sono per lei elementi fondamentali per sconfiggere la paura della diversità, che ancora oggi sembra essere una delle barriere culturali più difficili da abbattere. Questo riconoscimento non va da me in quanto Paola Tricomi, ma a tutte le persone che hanno reso possibile questo percorso, perché Paola Tricomi da sola non avrebbe mai potuto costruire una strada riconosciuta poi dal Presidente della Repubblica. E adesso lo spettacolo Siria ritorna a teatro a Catania con Perché non canti più, l'omaggio a Gabriella Ferri che parte dai diari originali dell'artista, un omaggio tra musica e parole a una delle artiste più camaleontiche e viscerali della musica italiana. Sarà al Teatro Musco dal 27 al 29 febbraio. Eva Spampinato. Uno dei più noti vocalizzi della musica italiana e latina apre lo spettacolo che vede Siria, amatissima cantante romana, tornare sui palcoscenici di tutta Italia. La voce è quella di Cecilia Cipressi, Siria, i testi e l'intensità sono quelli di Gabriella Ferri. Libera, anticonformista, rivoluzionaria, una delle cantanti più amate di tutti i tempi e mai abbastanza ricordate. Gabriella Ferri per me era l'interprete in assoluto che sapeva dare il peso alle parole, viscerale, autentica. Le sue canzoni erano poesie. Non la imito, ma solo voglia di ricordarla attraverso il suo repertorio che è infinito. Lo spettacolo tra musica, monologhi e poesie è ideato da Pino Strabioli con la supervisione di Seva, figlio di Gabriella, dal titolo Perché non canti più. Abbiamo cercato di fare il riassunto di tutto quello che potevamo rappresentare di lei, anche attraverso i suoi diari personali, i suoi scarabocchi, i suoi disegni, e io ho la possibilità di avere il suo diario tra le mani e di raccontarla. Gabriella Ferri era la voce di Roma, iconica artista della Roma popolare e del suo dialetto che con lei era arte in musica. Il mio rapporto con la Sicilia è legato all'infanzia. Ho frequentato tanto Cefalù quando ero piccola con la mia famiglia e poi da grande, da mamma, tanto verso le isole Eolie, verso Salina. Torno sempre volentieri in Sicilia. Ed è proprio arrivato il momento di tornare. Siria sarà al Teatro Musco di Catania dal 27 al 29 febbraio con lo spettacolo Perché non canti più. E adesso una pausa, tra poco lo sport. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, ennesima battuta d'arresto per il Catania che perde anche a Taranto. Decide un gol di De Marchi per i rossazzurri, un solo tiro in porta in 97 minuti. A fine gara il silenzio di Lucarelli e mercoledì arriva il Rimini, ultima chance per raddrizzare la stagione. Sentiamo.
E sono 12. Il Catania colleziona sconfitte. Nell'anticipo della 28esima giornata scivola anche a Taranto, cancellando d'un sol colpo quanto di buono mostrato contro la capolista Juve Stabia. Un passo indietro per la classifica e nel gioco, con la solita sterilità offensiva che non consente di raddrizzare le partite, e cominciano ad essere troppe le sconfitte per 1-0, ben 9. A Taranto decide un gol di De Marchi, peraltro fortunoso, scaturito da un calcio d'angolo battuto da Bifulco e concluso con una botta sotto misura, tra l'altro in posizione sospetta di fuorigioco. È l'episodio che decide il match ed arriva al minuto 11 di una sfida scarna di contenuti tecnici. La squadra pugliese si rende pericolosa soltanto un'altra volta nell'arco dei 90 minuti, 97 incluso il recupero, e lo fa con Miceli che sugli sviluppi di un corner colpisce la traversa ad Albertoni battuto. E il Catania, quasi non pervenuto allo Iacovone, con un centrocampo incapace di produrre gioco ed un attacco senza rifornimenti e senza idee. L'unica parata del portiere avversario arriva dopo 67 minuti su un tiro dalla distanza di Welbeck, uno dei più combattivi, che Vannucchi respinge in angolo. Lucarelli cambia moduli dal 4-2-3-1 al 3-4-3 per finire al 3-4-1-2, ma non incide sulla gara. La sua squadra fa scena muta in campo e lo stesso copione lo fa Lucarelli negli spogliatoi. Ai microfoni si presenta Tejo, deluso ma lucido nella sua analisi. C'è mancata quella personalità in più di buttare fuori quello che avevamo dentro, di magari giocare tutta la partita come il secondo tempo, ma penso che le qualità le abbiamo, la personalità ce l'abbiamo dimostrato sia in casa che fuori. Ed ora bisogna rialzarsi. Mercoledì sera al Massimino arriva il Rimini per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dall'1-0 dell'andata e questa volta di gol ne serviranno 2. Non certo una buona notizia per una squadra che segna con il contagocce. Pareggio 2-2 per il Messina nella sfida casalinga contro il Picerno, ospiti in vantaggio nel primo tempo con la doppietta di Sant'Arcangelo. Nella ripresa la rimonta giallorossa è firmata dalle reti di Emma Usso e Zunno. Sergio Colosi. Le partite del Messina sono imprevedibili e mai banali. Ne sa qualcosa il Picerno che a fine primo tempo pensava di aver archiviato la pratica del Francoscoglio con la doppietta di Sant'Arcangelo. Nella ripresa invece la vice capolista è stata dominata dai giallorossi, che hanno rimontato il doppio svantaggio con l'ex Mausso e una grande rovesciata di Zunno. Riavvolgendo il nastro della partita, Modica a sorpresa lascia in panchina Manetta per Polito, che soffre troppo la vivacità del capocannoniere Murano e di Sant'Arcangelo, che sblocca la gara al minuto 20, raccogliendo la respinta di Fumagalli sul colpo di testa di Murano. Il Picerno segna per la 12ª trasferta consecutiva, una sola volta senza gol al Massimino nella sconfitta 2-0 contro il Catania alla terza giornata. Luciani spreca il pareggio nell'unica occasione costruita dal Messina nel primo tempo, chiuso dal raddoppio di Sant'Arcangelo realizzato al 41esimo di testa sul piazzato di Pitarresi. Il più sembra fatto per la vice capolista, pronta a mettere pressione alla Juve Stabia. Nella ripresa invece Modica ridisegna la squadra con gli ingressi determinanti di Ragusa e Frisenna. Nonostante un violento temporale che si intensifica col passare dei minuti, la reazione del Messina è immediata. Su segnalazione del guardalinee per un presunto fuorigioco attivo di Emmausso, l'arbitro Lovison di Padova annulla al 15esimo il gol di Ragusa. Il Messina non si scompone e da un malinteso tra Novella e il portiere Merelli al minuto 23 nasce l'1-2 dell'ex Emmausso, decisivo anche nell'1-1 dell'andata. Le speranze diventano certezze al 31esimo, con una rovesciata da Cineteca di Zunno per un pareggio che vale tanto per classifica e autostima. E c'è ancora delusione in casa Palermo dopo il pari di Cremona. Rosanero che hanno sciupato 2 gol di vantaggio e anche un uomo in più. Un pari che fa retrocedere i siciliani in classifica. Marco Gullà. Una fermata in paradiso per poi riscendere sulla terra è la sintesi della trasferta del Palermo a Cremona. Un primo tempo da urlo in vantaggio per 2 gol e con un uomo in più dopo l'espulsione di Sernicola, per poi subire la rimonta ad inizio ripresa dopo aver staccato la spina per un paio di minuti. 2-2 allo Zini, un pari che non permette al Palermo di fare il salto di qualità in classifica, adesso quarto con Venezia secondo e Cremonese terza. Brunori e Ranocchia avevano illuso e con i grigiorossi indietro
10 la vittoria sembrava davvero alla portata dei siciliani. Un inizio di ripresa però da ordinaria follia ha riesumato la cremonese nel finale, lo squillo di Traoré che ha sfiorato il gran gol. C'è grande rammarico perché la squadra per me ha fatto un ottimo primo tempo e nei primi 5 minuti del secondo tempo loro hanno fatto uno sforzo per cercare di riaprire la partita, hanno trovato il gol del 2-1, in quel momento l'inerzia è passata a loro, dovevamo tenere botta, invece purtroppo abbiamo preso il gol del 2-2, dunque ci siamo trovati da una situazione di controllo a una parità. La squadra da lì ha cercato di rimettersi in piedi perché la botta è stata forte, abbiamo provato a vincerla, ha creato delle opportunità, è mancato quella scelta giusta e la qualità giusta per andare a fare un altro gol, anche se ci abbiamo provato. Il Palermo nel primo tempo ha mostrato grande qualità, trascinato dal solito Ranocchia. È andata così, io cerco di dare il mio contributo come posso, anche in zona gol, e spero di continuare così, alzando sempre l'asticella sia dal punto di vista personale ma soprattutto della squadra. Ecco. Rosanero già al lavoro, martedì turno infrasettimanale al Barbera, arriva la Ternana. E per questa edizione mi fermo, grazie per averci seguito e buona serata.